Abbiamo vinto il campionato. Abbiamo conquistato la promozione in Serie B. Contro tutto e contro tutti. Abbiamo sbaragliato i giudizi e i pregiudizi, mettendo in fila le avversarie una per una, affrontandole con rispetto, ma senza alcun timore reverenziale. Perché noi siamo la CF Arezzo, la squadra femminile di una città che dopo tanto tempo torna a godere per una promozione. Ho bisogno di credere a una storia impossibile, più che mai vorrei decidere di superarmi. Ho bisogno di fottere, di tradirti e decidere di restare insieme. Tutto è iniziato come sempre nel calcio. 2 scarpette, un pallone, 2 porte, un campo e tanto silenzio intorno. Ripetute e sudore. Palleggi e sudore. Addominali e sudore. Un silenzio inframmezzato dai consigli e dalle urla del nostro allenatore. Ci sta anche di far questo, però se io a un certo punto decido di venire dentro il campo, non sbagliamo, dai! Palleggia, palleggia! Palleggia, palleggiamo! Andiamo, via, via! Via, tempo di uscita, movimenti! No, si accelera. L'uomo che non lascia niente al caso e che è stato un martello sulle nostre teste e dentro i nostri cuori per tutti questi mesi. A iniziare dal ritiro, immerse nelle foreste casentinesi. Morde l'ambulanza, il passaggio dell'ambulanza. Vai, vola! Dai, vamo! Una! Cosa hai vinto? La Giulia sai che si dovrebbe fare se volete? Se volete arrivare un po' a piscina? Oggi. Vai. Via. Mi chiamo Giulia Orlandi e sono di Firenze e sono centrocampista della CF Arezzo. Per me il calcio è pura passione. Sono 20 anni che gioco, avevo deciso comunque di smettere un annetto e mezzo fa perché comunque non era più possibile conciliarlo con il lavoro, però mi è bastato vedere un campo, un pallone e ho deciso di riprendere, quindi è pura passione. Sensazioni positive, cioè devo dire la verità che vabbè, il fatto di non aver stravolto tutta la squadra è importante, però è importante perché
è anche il segno che l'anno scorso si è lavorato bene da un certo punto di vista, perché quando le cose non funzionano, se non si raggiungono gli obiettivi e tutto, spesso e volentieri ci sono altre realtà. Ora soprattutto c'è molta più concorrenza rispetto a qualche anno fa, c'è più movimento anche da parte delle ragazze che magari seguono varie squadre, mentre magari prima si stava soltanto più vicini anche alla propria abitazione, alla propria vita e tutto. Adesso c'è molto più movimento e se tante persone sono rimaste è segno che qualcosa di buono comunque è stato fatto, indipendentemente dall'obiettivo, e siamo tutti qui per riprenderci quello che poi fondamentalmente ci è sfuggito l'anno scorso. Quindi ho sensazioni positive, vedo un gruppo tranquillo, sereno, che ha lavorato bene, sta lavorando bene e secondo me siamo sulla giusta strada. Quindi portate palla fino oltre la metà. Buongiorno. Ma c'è anche l'acqua qui, io solo sale. Stiamo parlando di un calcio ancora non professionistico e quindi le ragazze generalmente studiano, lavorano e quindi devono ritagliare del tempo proprio per giocare anche a calcio, che non è solo la partita, ma ci sono gli allenamenti, ci sono le distanze che dividono le ragazze dal territorio, perché ad esempio oggi l'attuale squadra conta ragazzi che arrivano da Firenze, da Perugia, per non parlare appunto di quelle che sono, diciamo, abitano in appartamento ma provengono da distanze importanti. Abbiamo anche delle straniere. E quindi questo mi ha dato la forza e il desiderio di poter, diciamo, dare più valore al calcio femminile. Dal ritiro siamo scese di quota. Abbiamo piantato i piedi per terra e ci siamo guardate in faccia con l'avvicinarsi della prima partita della stagione. Una squadra femminile di Serie C che non aveva nemmeno uno stadio proprio. Già, anche quello ci siamo dovute conquistare. Giustamente lei dice, siamo noi che decidiamo e ho finito. Dai Razzo, deve essere uno scatto! Prima! Eccolo là, ecco la ritardo, bene, partiamo subito, dai! Allora, ora, questo è schematico, no? Poi la domenica naturalmente, ora io dico, se lei taglia davanti è normale che se tu gli lei lì. Certo. Ok, ora è per darci un'idea, giusto ragazzi? Puoi tagliare sia dietro che davanti. Ok? Fai gol! Fai gol! Andiamoci a far gol! Su! Dai, paga! Chi è che parte? Ragazzi, ragioniamo! Andiamo, dai, di continuo, via, dai! È il lavoro, Eccola là, benissimo! Brave. Andiamo, alleniamoci, su! Ma se lei viene qui, taglia dentro, scarica la palla, dove può andare anche? Alle spalle! Di lei, C'è una cosa nuova, cioè i campi. L'età. La paga. 4, come la paga? Pensavo che Emiliano gliela vestiano, Prima del campionato c'è la Coppa Italia. Vinciamo 5-0 contro la Pistoiese. Poi tocca al Pontedera 3-1 e alla Lucchese 1-2 fuori casa. Otteniamo una storica qualificazione agli ottavi di finale, nei quali ci aspetta la Ternana, un risultato straordinario per un avversario ostico. Ma questa è un'altra storia. L'obiettivo di questa stagione è un obiettivo cosiddetto importante. Per importante noi intendiamo la promozione. Lo dichiariamo perché abbiamo costruito una squadra che ambisce alla promozione. Quest'anno però non siamo gli unici, tante squadre lo hanno dichiarato e tante squadre sono attrezzate per farlo, quindi sarà un campionato importantissimo, un girone molto complicato perché le due retrocesse dalla Serie B sono proprio nel nostro girone e ci sono squadre attrezzate in modo importante quanto noi.
Poi lì la differenza la fanno le strategie. Noi, nello specifico il mister, studia molto attentamente i prepartita e dà sempre delle indicazioni molto precise e molto mirate. Noi cureremo tutti i dettagli e tutti i particolari. Poi nel calcio non esiste una matematica, quindi anche se fossimo la squadra più brava e la migliore non possiamo dire assolutamente che riusciremo a salire di categoria. Sicuramente ci divertiremo. Il messaggio che abbiamo dato alle ragazze è che dobbiamo fare un bel gioco perché vogliamo fare un bel campionato. 10 ottobre 2021. L'appuntamento è allo stadio. Quello grande. Quello che abbiamo sempre sognato. Siete tutti pronti? Iniziamo con l'appello. Falcimigli. Alice 1, grazie. Tuteri. Giulia 4, grazie. Costantino. Ginevra 5, grazie. Paganini. Lorena 7. Razzolini. Costanza 9, grazie. Grazie. Allora, è 2 mesi che ci prepariamo per questa partita, ragazzi. Quindi è arrivato il momento. Marti? Sì, è arrivato. Siamo aggressive, cattive. Andiamo in avanti, aggressive, cerchiamo di rubar palla e andiamo a far gol. È il momento nostro, è il momento vostro. Bocca al lupo. La prima avversaria in campionato è la Zalea Solbiatese. Noi ci presentiamo così: Valgimigli, Tuteri, Costantino, Paganini, Razzolini, Ceccarelli, Verdi, Gnisci, Pasquali, Vicchiarello, Ferretti. A partire forti, però, sono le avversarie. Noi siamo contratte e facciamo fatica a ritrovarci. Subiamo. L'arbitro annulla un loro gol per fuorigioco e dopo 3 minuti provochiamo un rigore che la nostra Alice neutralizza. È la scossa di cui avevamo bisogno per scendere finalmente in campo. Siamo tutte in trance agonistica, come se il match non dovesse finire mai. Come quelle partite da piccole, dove chi segna l'ultimo vince. Restiamo in 10, sotto di un gol in casa, all'esordio in campionato. Non può, non deve finire così. Siamo ormai nel recupero. Sharon attacca e viene atterrata. Rigore per noi. Sul dischetto va Carolina. Il momento del rigore ho sentito di assumermi la responsabilità di tirarlo, anche se, a dire la verità, avevo un po' di timore, essendo anche la prima partita di campionato. Però mi sono fatta coraggio, sono arrivata al centro del dischetto e ho detto la va o la spacca. La partita è stata una partita di grandi emozioni, grandi difficoltà. Sapevamo che il campionato era pieno di insidie e era difficilissimo. La Solbiatese è una squadra che ci ha messo in difficoltà, però credo che alla fine
l'Arezzo, per quella che si è visto in campo per tutto il secondo tempo, pur rimanendo in 10, credo che meritasse anche forse qualcosina in più, ma alla fine ci accontentiamo di questo punto, cercando di trarre al meglio, di prendere il meglio da questa gara, cercando nel proseguo del campionato di eliminare certi errori. Abbiamo imparato la lezione. Niente sarà facile. Come è sempre stato. Come quando eravamo piccole. Come quando abbiamo deciso di giocare a calcio. Come quando ci hanno creduto differenti. E invece eravamo uguali. Sono Evelyn Vicchiarello, vengo da Lanciano, Abruzzo, e sono un centrocampista della CF Arezzo. Il calcio per me è stata sempre una passione da quando ero piccolina. Praticamente anche dentro casa, le bambole io le usavo semplicemente per calciarle e basta. Qualunque cosa trovassi usavo i piedi e basta. Andavo nei parchi, dove capitava, però per me esisteva soltanto esclusivamente il pallone. Io ho iniziato a giocare a calcio che avevo 6 anni e ho fatto la trafila fino ai 14 anni con i maschi. Quando ho compiuto i 18 anni sono andata via di casa e ho avuto la mia prima esperienza in Serie A con il Bardolino Verona. E lì è iniziato la mia carriera, diciamo così. No, devo dire che l'esperienza con i maschi mi ha sicuramente fatto bene, mi ha fortificato a livello, oltre che fisico, caratteriale, perché poi sono cose che negli anni te li porti. Cioè, giocare con i maschi secondo me ti aiuta solamente a crescere. Poi vabbè, puoi trovare magari quel ragazzino che ti può prendere in giro perché appunto sei una donna, però, ripeto, sono cose che fanno solo che crescere. Io ho iniziato a 6 anni, proprio prestissimo. È stato molto difficoltoso perché comunque ricordo che il presidente non voleva una ragazza, no, in squadra nel settore giovanile. Ho iniziato a giocare a calcio all'età di 6 anni con la squadra maschile del mio paese. Ho iniziato giocando con i maschi fino all'età di 14 anni, dove poi ho proseguito sempre con la stessa squadra. Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 6 anni, quindi al primo anno di scuole elementari. Però già giocavo in realtà con i miei amichetti dell'asilo. Ho iniziato quando ero una bambina, a 6 anni, perché mio fratello giocava a calcio e avevo il campo proprio di fronte a casa mia. Ho iniziato a giocare a calcio all'età di 5 anni e mezzo, 6 più o meno, accompagnando mio fratello e mio cugino con mia mamma a un allenamento. Chiaro, c'è qualcosa che non avete capito? Qualcosa che non è chiaro, Evelyn? Laura? Mi raccomando, quando costruiamo le due mezzali non le teniamo basse, alziamole un po' perché loro due centrocampisti, se no ci vengono a prendere alte e ci schiacciano lì. Ci alziamo leggermente e poi ci muoviamo, Evelyn. Da quel punto facciamo tutti i movimenti che vogliamo, ci alziamo, ci spostiamo lateralmente, rotazione, quello che è l'unica cosa che non andiamo a occupare, lo spazio del terzino. Non andiamolo ad occupare. Giochiamo la palla e mettiamola in mezzo. Giochiamo la palla di continuo, muoviamola, ma siamo veloci. Non fate 50 tocchi, se no facciamo fatica ad andare da una parte all'altra del campo. Giriamo la palla. Una delle cose che mi ha colpito e continua a colpirmi è la passione che le ragazze provano per questo sport. Cioè, le ragazze sono disposte proprio a tutto, a qualsiasi sacrificio. A volte ci sono situazioni climatiche incredibili. Il centro sportivo dove vengono svolti gli allenamenti a volte in delle condizioni purtroppo non ideali nemmeno per i maschi, figuriamoci, no? Uno potrebbe pensare per le femmine, perché sono campi molto umidi, perché non hanno quelle caratteristiche così puntuali come il calcio che siamo abituati a vedere appunto guardando gli allenamenti dei maschi. E quindi vedere le ragazze che entrano, a prescindere da tutto,
a volte con l'illuminazione che improvvisamente, parzialmente se ne va, e quindi giocano quasi al buio, cioè si allenano e a malapena vedono la palla. Sì, questo fa veramente pensare alla passione che è in loro, cioè una passione che va oltre qualsiasi limite, a qualsiasi barriera. Una calciatrice di Serie C purtroppo ancora non vive con il calcio. La nostra è veramente tutta passione. Nel mio caso, per esempio, io dopo che lavoro 8 ore, perché devo lavorare per mantenermi, prendo la macchina, mi faccio 40 minuti di macchina alle 5 nel pieno di quello che è un po' il traffico della zona, e vado ad allenarmi 2 ore, più o meno 2 ore, dalle 7 fino alle 9, e mi faccio la doccia, torno a casa, mi devo preparare la cena e comunque portare avanti anche le attività di casa che una donna deve portare avanti. Ancora con il calcio non ci guadagniamo da vivere. Basti pensare al fatto che i nostri contratti non sono contratti che prevedono il pagamento dei contributi, per esempio, mentre come è invece per il calcio maschile. Nel calcio ci sono panchine e panchine, come nella vita. Ma per noi donne quella rossa ha un significato particolare. E la società ha deciso di metterne una allo stadio. Una carezza per noi. Una carezza per tutte le donne che subiscono violenza. Un gesto importante a pochi minuti dal big match col Pinerolo. Le abbiamo chiuse nella loro area di rigore, concedendo poco, e alla fine non siamo andate oltre lo 0-0. Questa era una partita da vincere. Lo sapevamo noi, lo sapeva l'allenatore, lo sapevano tutti. Ma abbiamo dimostrato di essere forti e di non aver paura di nessuno, nemmeno del Pinerolo, che per gli addetti ai lavori era la squadra designata a vincere il campionato. E dopo? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo continuato per la nostra strada senza mai perdere il contatto con il Pinerolo e con il primo posto in classifica partita dopo partita, gol dopo gol. Sotto Natale, il 19 dicembre, affrontiamo una trasferta insidiosa ed eccitante al tempo stesso. Andiamo a Genova per affrontare il Genoa, un nome storico del calcio italiano. Una squadra giovane e costruita in prospettiva per vincere e salire. Il gruppo è un buon gruppo, io sono nuova e il gruppo è molto coeso. E soprattutto quando dobbiamo passare molto tempo insieme, come un ritiro piuttosto che una trasferta, è importante avere un buon gruppo perché vai a creare dei momenti, delle emozioni che poi rimangono impresse dentro di noi e che ci portano poi a lavorare bene in campo. Come andrà la partita, ve lo dico, non importa, però veramente vorrei da voi la miglior prestazione dell'anno. Sotto l'aspetto emotivo, caratteriale, non tecnico-tattico, che ci lavoriamo tutti i giorni, quindi lì non credo che ci siano problemi. Però andiamo dentro e dimostriamo veramente a questo campionato, a questo girone, che l'Arezzo in qualunque condizione, in qualunque momento, è la squadra migliore di questo torneo. Buongiorno, Verdi, capitano. Piacere, Massimo Torino. Piacere. Buona partita. A voi.
Testini? Salve, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Salve, buona partita. A lei. Forzini? Salve, buongiorno. Buongiorno. Buona partita. Cecconi? Sì. Buongiorno. Buona partita. Grazie. Terminato, giusto? Perfetto, grazie ragazzi, in bocca al lupo. Grazie. Non pensiamo a niente e andiamo a fare la grande gara, Ok? Dai, bocca al lupo, dai, Dai, oh, andiamo, dai. Oh, dai, mica, Dai, Ma no, l'importante è che sei tranquilla. Oh, voglio che giochi serena per quello che ti senti di fare. Non te lo devo dire io se devi giocare o non devi giocare. La leggi da sola. Se no sembra che so io che ti comando quello. Fai quello che ti senti di fare, gioca serena e divertiti. Intanto in porta Marina Aliquò ha preso il posto di Alice Valgimigli, che si era infortunata contro il Pontedera. Però mi dovete ascoltare quando vi dico le robe, ragazze, mi dovete ascoltare, perché se non mi ascoltate diventa problematico. Loro vengono tutti aggressivi in avanti, è inutile che vogliamo palleggiare in un metro. Ma avete capito che giocano a metà campo? Cioè, secondo me voi non l'avete capito che loro sono a metà campo. Cioè, palla avanti, palla io te la dobbiamo mettere sopra. Ma sei da sola, sì o no? E non è inutile che vogliamo fare 80 tocchi lì quando ci sono 40-50 metri dietro. No, ma tutte le volte che gli metti la palla sullo spazio vanno in porta, Cioè, l'obiettivo è andare a far gol, Cioè, non è che ci danno gol se facciamo 10 tocchi, Cioè, noi palleggiamo nel momento in cui serve palleggiare per trovare poi la giocata per andare in porta. Cioè, muoviamo la palla per questo. Ma l'obiettivo è andare a far gol, Cioè, non è l'obiettivo sono 10 tocchi ci danno una rete, Concentrate! Brava Razzo. Bravissimo. Ma io sono volta sulla setta, la mia voce è caduta più forte. Giocare contro la squadra che fino a 2 anni fa era la mia squadra è emozionante e ho atteso molto questo momento in realtà perché ho vestito 10 anni la maglia del Perugia, quindi trovarsi oggi ad essere l'avversario piuttosto che la giocatrice del Perugia è emozionante. Sicuramente fa effetto sentire che gioco contro la squadra della mia città e che sono 2 cose che separo. Separo la mia città, che è Perugia, dalla squadra Perugia. Per me è una partita che vale 3 punti, è sicuramente un derby e per questo sarà divertente. Questa per noi perugine, per me soprattutto, sarà una partita importantissima e comunque spero di vincere. Non mi risparmierò perché alla fine spero anche di segnare perché non ci siamo lasciati in buoni rapporti con la società. Giocare contro la squadra con cui ho giocato per 5 anni ti fa venire delle emozioni forti, insomma. Poi in realtà sul campo nostro, quindi magari questa è una cosa un po' diversa, andare lì invece sul campo loro dove ci siamo allenate tutte insieme, insomma è un po' diverso. Il 3 abbiamo dovuto recuperare la partita con il Perugia, saltata a causa Covid-19. Per noi quello è il derby per eccellenza, più di tanti altri. Qualcosa che abita nel subconscio di ogni arretino. E l'abbiamo affrontato con il piglio giusto, giocando al Città di Arezzo.
derby stravinto e un asterisco posato nel nulla. Chi lo avrebbe mai detto che il ritorno sarebbe stata la gara decisiva? Quella che avrebbe chiuso il cerchio di questa fantastica avventura. Nessuna di noi poteva dirlo allora, ma quell'asterisco c'era già lì, pronto ad acquistare un senso che ancora non aveva. Vincere e continuare a confermarsi non è mai scontato, soprattutto all'interno di una stessa stagione. Quando sei in testa alla classifica, ogni avversaria vuole dare il massimo contro di te. Far vedere che non è da meno e cercare di sgambettarti. Mi raccomando, da oggi parte un altro campionato. Questa partita qui è un crocevia importante per noi. Ve l'ho detto tutta la settimana, non lo dimenticate, Bocca al lupo. Alla 17ª giornata, infatti, ospitiamo la Lucchese, altra squadra tosta. Dopo 5 minuti siamo subito in vantaggio con Martina Ceccarelli, sempre lei, la nostra capocannoniera. Spingiamo, ci battiamo, ma il risultato non cambia e con il passare dei minuti dobbiamo stare attenti alla beffa, andando negli spogliatoi sull'1-0. Se riusciamo a saltarne due, dare la palla alla Razzo nell'1 contro 1, sono morte. Razzo, a me non mi interessa se tu sbagli. Guarda, tu puoi sbagliare 100 tiri e sbagliarne altri 100, a me se quanto mi interessa 0. Dato che sei nettamente superiore di 3 categorie, tu la punti e la ripunti, fin quando le gambe non c'è più gli arti inferiori. Quando non ce l'hai più cambiamo. Però gli vai sul sinistro e poi gli lasci un missile di sinistro sotto l'incrocio, perché tanto loro fanno una cosa. Aspettano almeno il centrale, perché dice tanto viene dentro, la temporeggio. Ma se gli vai sul sinistro, una volta che sei entrato dentro là, si tocca è rigore, e se no calci. Se sei troppo defilata, larga fino a fondo, la metterai dentro. Ma la dobbiamo chiudere sta partita, ragazzi, ma abbiamo avuto 3 o 4 situazioni pericolosissime. Oh, e le partite vanno chiuse, ragazzi, perché sennò poi diventa una rottura dei coglioni. Brava. Abbiamo vinto. Siamo sempre lì. Siamo sempre noi. Ma il traguardo è ancora lontano. E dopo soli 3 giorni dobbiamo giocare gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Ternana. Oggi è una partita infrasettimanale per la Coppa, una partita importante, una giornata con un bel sole e quindi una bella luce. E questo promette bene anche perché ci teniamo a portare il risultato, perché è la prima volta che l'Arezzo gioca agli ottavi di finale in Coppa. La squadra è consapevole che oggi vogliamo fare bene, vuole fare bene. È chiaro che ogni partita fa storia a sé, in particolare la Coppa psicologicamente è considerata non proprio come una partita di campionato, ma le ragazze vogliono dare veramente il massimo, anche perché c'è sicuramente un po' di turnazione in loro, visto che abbiamo giocato domenica contro la Lucchese e hanno sprecato molte energie, è una partita molto delicata. E domenica siamo in attesa di un altro derby con la Pistoiese, quindi oggi effettivamente è un infrasettimanale impegnativo.
Finisce 0-0 e dopo i 90 minuti ci prepariamo ai calci di rigore. Brava, brava Cecca! Siamo deluse, ma un incidente di percorso ci può stare. La stagione perfetta non esiste. Il presidente non ci sta. Non tanto per la sconfitta che, essendo arrivata solo ai calci di rigore, ci vede ancora imbattute in questa stagione come poche altre squadre femminili in Europa. Non ci sta perché, secondo lui, non ci abbiamo nemmeno provato. E questo atteggiamento non gli è piaciuto. Mentre per l'allenatore era fondamentale provarci, ma senza sprecare energie preziose per l'obiettivo più grande. Incredibile. Ma non me lo sarei mai aspettato, non ci hanno nemmeno provato. Ancora non ci credo. Vabbè, pazienza. Adesso l'importante è non perdere la testa della classifica. Dobbiamo ritrovare la concentrazione per continuare a vincere. La 20ª di campionato si gioca il 20 marzo, alla Spezia. È una squadra forte, cresciuta, e l'affrontiamo in un buon momento di forma. Anche noi lo siamo. Ma abbiamo imparato che le partite finiscono solamente quando scendiamo nello spogliatoio al triplice fischio dell'arbitro e che niente deve essere lasciato al caso. Dobbiamo star lì, dobbiamo aver pazienza, ve l'ho detto che era una partita rognosa. Ve l'avevo detto che era rognosa del cazzo. Ma non dobbiamo andare a giocare la partita dove vogliono loro. Non la dobbiamo mettere sul piano che la vogliono mettere loro la partita. Calma ragazzi, la partita è lunga, lunghissima. Dobbiamo solo avere pazienza. Oh, dobbiamo ora mettere la partita dove la vogliamo noi. Ora dobbiamo portarla dalla nostra parte. Dobbiamo stare strette con le due mezze punte e cercare di andarla a chiudere da una parte. Non dobbiamo correre troppo. Cercheranno di farci girare e ci dobbiamo organizzare. Bene, bene, bene. Le occasioni per raddoppiare non ci mancano, soprattutto con Vicchiarello, ma rischiamo anche. Alla fine è un punto guadagnato. Restiamo imbattute e siamo sempre prime in classifica. Le altre devono inseguire e mentre le energie diminuiscono, diminuisce anche il tempo per recuperare.
Questo periodo è stato un periodo di scelte anche difficili, perché comunque ci sono stati casi di Covid nella nostra squadra come in tutte le altre. Abbiamo avuto la maturità e la conoscenza sicuramente del mister nel cercare di gestirla senza saltare partite, magari andando a giocare con una rosa ridotta ma cercando di giocare tutte le partite. Questo ha fatto sì che non si siano accavallate poi durante la settimana recuperi e partite la domenica, recuperi e la partita la domenica, e questo ha aiutato molto perché le ragazze hanno avuto la possibilità di recuperare tutta la loro condizione fisica tra una e l'altra partita. Il tempo, già. Questo passa anche per noi. E adesso, oltre il lavoro, la determinazione e il talento, c'è un aspetto nuovo. La B è a un passo. Quasi la tocchiamo dopo una cavalcata che ci ha viste sempre protagoniste. Ma ci sono ancora degli ostacoli da superare. E sulla nostra strada, nel giro di una settimana, eccone due. Mica da ridere. Orobica Calcio Bergamo e Pinerolo. Ragazzi, allora in bocca al lupo e divertiamoci. Ce n'è per nessuno ora, Ora non ce n'è per nessuno. Siamo a casa nostra, qui ci giochiamo tutto con serenità, con tranquillità, a 2000, senza paure, senza preoccupazioni di niente. Giochiamo in campo cariche e andiamo a fare la partita, come se fossimo 0-0. Guarda, raga, unite, unite come veramente un macino, non una per conto suo. Bianchina, sei pronta? Sì. Poi non si dorme presto, E io alle 11 sto a letto, Davvero? Partiamo per il Piemonte consapevoli ed entusiaste. L'ambiente è sereno. Alcune leggono, altre ascoltano la musica, altre ancora sono già in campo con la testa. E quando la alziamo, le Alpi sono lì, a ricordarci che la scalata alla vetta inizia sempre dal basso. Vabbè, che è la parte importante, tanto non c'è bisogno di ripeterlo o che io lo dica nuovamente, è la parte importante per noi, è importante per loro.
e credo che è la partita più importante del calcio femminile di Serie C. Tutti la seguono, tutti la guarderanno, tutti sono attenti su questa gara. Spero di vedere una grande partita. Voglio divertirmi. Bocca al lupo. Siamo? Il campo è brutto, ora dopo un tempo l'abbiamo capito? Bene. Allora, se siamo brave a riconquistare la palla, questa partita sapete quanto deve stare? Sapete quanto? 3-0. Il problema è uno, ragazzi, sapete perché corriamo così tanto, correte così tanto? Perché non ascoltate. E quando vi si dicono le cose, anche in maniera carina, fate le permalose. E però dopo non vedete lamentare che correte. Se io vi spiego le cose voi le fate al contrario perché pensate di essere più brave. Perché io sono qui per aiutarvi, non per farvi un dispetto. Allora mi dovete ascoltare, perché se mi ascoltate noi recuperiamo la palla e andiamo in porta. È il nostro momento, ragazzi, io non so cosa dirvi. Cioè, siamo qui, io voglio uscire, guardatemi in faccia da sole. Guardatevi tra di voi, ragazze, guardatevi nel viso. C'è da fare 47-48 minuti di sacrificio. Oh, mi raccomando. Oh, a 2000. È stato bellissimo vincere a Pinerolo, battere l'avversaria in modo così netto, tanto per non lasciare dubbi sulla nostra forza. Siamo noi, la squadra più forte. Siamo noi, le ragazze terribili di questa Serie C. Siamo noi, prime in classifica e ancora imbattute. A questo punto abbiamo due obiettivi: chiudere la pratica promozione quanto prima e stabilire il record di imbattibilità.
per me è stata veramente una cosa importante, un sogno particolare che poi nel tempo speri che il tempo si fermi, dice speriamo che non finisca, no? Cioè, per rivivere i momenti, le emozioni, le situazioni che ci hanno accompagnato poi nei momenti più o meno belli, però ci piacerebbe che quello che abbiamo vissuto noi non lo vedano gli altri, no? Quindi che rimanga una cosa perlomeno mia, nascosta agli altri, perché è stato lungo, da luglio adesso, un percorso veramente lunghissimo, però pieno veramente di emozioni. Trasmettere certe cose è anche difficile perché poi c'è l'emozione, ci sono tante situazioni particolari che abbiamo percorso insieme in questo lungo cammino. Lo mettiamo, dura 7-8 minuti. Ho bisogno di credere a una storia impossibile, più che mai vorrei decidere di superarmi. Avanti, in campo, convinta, con cuore, andiamo a vincere. Di tradirti e decidere di restare insieme, liberi e appassionati. Forza Simona e Arezzo, ale, ale, ale. Ho bisogno di correre, starti dietro e già perdere, lo so com'ero prima, io mi abbandonavo. Guarda come sono diventata, splendo già. Vinciamo il campionato. Conto su di te. Guarda, luce dei miei occhi, Arezzo, Serie B. splende del mio bagliore. Guarda, mi consuma in fretta. Forza Arezzo! La notte risplende, il giorno sembra il sole. Forza, forza, forza. Forza ragazze, forza Arezzo! È stato un momento bellissimo, emozionante. Le ragazze si sono sicuramente liberate di un vissuto anche pesante che hanno avuto dietro, perché comunque magari la famiglia che oggi ti dà il suo supporto, che oggi ti incita, forse in qualche momento le avrà anche ostacolate nella scelta sportiva che hanno fatto, no? Però oggi le hanno a fianco e credo che questo sia stato importantissimo, al di là di uno sport che non è prettamente femminile ancora per noi, per la nostra cultura, però è uno sport che poi fa anche paura per altri aspetti, perché comunque il calcio è lo sport che per eccellenza viene riportato a una situazione sociale di omosessualità. Non è così, perché la solita situazione si vive nella pallavolo femminile, si vive nel basket femminile, si vive nel quotidiano fuori. Credo che però le donne abbiano quella spinta in più, quel coraggio in più che le ha portate a dichiarare tranquillamente quello che sono, quella che è la loro sessualità senza pregiudizi di sorta, cosa che probabilmente nel maschile forse è più difficile. L'uomo ancora deve essere virile per giocare a calcio, la donna gioca a calcio, punto. L'8 maggio contro il Genoa è il nostro primo match point. In casa, per chiudere la pratica e avere la matematica certezza della promozione in Serie B. L'abbiamo preparata bene. C'è il pubblico delle grandi occasioni. Lo vuole il presidente, lo vuole l'allenatore, lo vogliamo noi, vogliamo vincere. La partita è importante, lo sapete. Oggi però giocate per voi, ma giocate per la città, per un popolo e per una tifoseria intera. Cioè, al di là di tutto potete scrivere veramente una storia. In bocca al lupo.
l'ultimo attaccante loro è qua, che una mica 10 metri, oh, va bene che io ho detto mi prendi 5 metri, 1,5 metri, ne prendiamo 20, e 20 non riusciamo a stare corti per aggredirli, a lungo. È quello che stavo dicendo. Allora. Dovete essere, siete angosciosi, siete, calma, c'è furia, paura, preoccupazione, calma. Oh, bene, stiamo facendo una buona partita, va bene, puntiamo una squadra che si gioca a calcio, una squadra che ha idee, dobbiamo essere tranquille, serene, organizzate e fare le cose giuste. Oh ragazzi, 46-47 minuti, mettete tutto quello che avete, quando non avete più alzate le mani. Abbiamo avuto paura di vincere? No, affatto. Niente paura, nessun timore. Alla fine abbiamo giocato, segnato, lottato, ma avevamo davanti una squadra forte che non aveva alcuna intenzione di fare la vittima sacrificale e che ha risposto colpo su colpo. Finisce 2-2 e non siamo ancora in Serie B. Partita fino alla fine, zio Abbiamo sbagliato il primo match point davanti alle nostre tifose e ai nostri tifosi. Ma non siamo arrabbiate. Dispiaciute sì, arrabbiate no. Siamo consapevoli che il traguardo è vicino. Dobbiamo raccogliere le ultime briciole di energia, dobbiamo radunare gli ultimi istanti di concentrazione. Corriamo, calciamo, sbuffiamo, ci guardiamo negli occhi. Siamo tutt'uno con il mister e con lo staff. Il pareggio col Genoa è stato per me un mix di emozioni, dalla tristezza per non aver raggiunto ancora l'obiettivo, quindi non aver potuto festeggiare nel nostro campo con i nostri tifosi, però comunque alla contentezza, alla consapevolezza di aver giocato una grande partita davanti a un grande pubblico e comunque ad alti livelli con una grande intensità. Così. Perché questa squadra, questo gruppo, in primis te stesso, ha bisogno di te, fidati, quello che ti dico. Certo, festeggiare davanti ai nostri tifosi, allo stadio, era sicuramente una cosa che si voleva, però comunque sia andiamo a Perugia sempre concentrate, determinate e cercando di portare a casa la vittoria. Vincere il campionato a Perugia sarebbe sicuramente emozionante, sarebbe un'occasione importante anche per vincere il derby e per coronare il nostro sogno di quest'anno. Il sole del tramonto ci accarezza i capelli e acchiappa i nostri sogni, come zucchero filato, il filo conduttore di una storia impossibile. Su questo campo abbiamo preparato la nostra avventura, qui. Abbiamo rifinito il nostro gioco e affinato i nostri muscoli. La luce filtra tra gli alberi e viene a suggerirci che le vittorie sono sempre il frutto del lavoro di un gruppo, che non si arriva mai da sole, che solo insieme possiamo fare cose incredibili. Vincere il campionato a Perugia sarebbe bellissimo, un po' perché i derby sono partite sempre molto attese, indipendentemente da quello che poi la partita ci porta.
Però vincere a Perugia sarebbe bello. 15 maggio. Questa è la data. Questo è il momento che ricorderemo tutte per sempre e che un giorno racconteremo alle più giovani. Il giorno in cui la CF Arezzo ha conquistato la sua prima Serie B. Giochiamo nell'antistadio intitolato a Paolo Rossi e per le avversarie non c'è scampo. Batti che parti Giara! Dai, dai ragazzo! Dai, no, senza brevi, Zuzzetti! No, ce l'hai, non ti preoccupare, fate il posto! Al triplice fischio, la nostra gioia è incontenibile. Indossiamo le magliette fatte per l'occasione. Don't worry, be happy. Stappiamo lo champagne ed esultiamo con le tifose e i tifosi che ci hanno seguito fino a Perugia. Non c'è niente di più bello, niente di più eccitante, niente di più sacro di un gruppo di ragazze che insieme raggiunge un risultato storico e importante al tempo stesso. È come se tutti i pianeti si fossero allineati. È come una favola che si avvera, è come quando eravamo piccole. E contro tutto e tutti, sognavamo di vivere momenti come questi. Un traguardo che suggella una stagione strepitosa. Sì, diciamocelo. Diciamoci quello che spesso ci viene negato come calciatrici e come donne. Siamo state brave. Aspettate, mica abbiamo finito. Ferme tutte. La B era l'obiettivo. L'imbattibilità, un sogno. Parliamoci chiaro, quante squadre nella storia del calcio femminile e maschile hanno terminato un campionato imbattute? Pochissime. Si contano con le mani. Ecco, da oggi in poi, anche noi siamo in questo parterre. Anche noi saremo ricordate come le imbattibili, o se preferite le invincibili, perché nessuna ci ha battuto. E adesso? Adesso ci vediamo in Serie B. Perché noi siamo la CF Arezzo. Perché noi siamo le ragazze Amaranto che hanno scritto una storia impossibile. Bisogno di credere a una storia impossibile, più che mai vorrei decidere di superarmi. Ho bisogno di fottere, di tradirti e decidere di restare insieme, liberi e appassionati. Ho bisogno di
già perdere.